Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Mancano pochi istanti al via di questa riunione di corse feriale di giovedì 22 maggio. È la 29esima giornata di corse dell'anno 2025. Sono in pista i gentleman con cavalli anziani a reclamare per la prima corsa, in 7 dietro le ali dell'autostart. All'1 Belgnaro Lussi, Alfredo Galeazzi, 2 Danubio Tav, Michela Rossi, 3 Caribalilla, Patrick Romano, 4 Dorothy Moon, Graziano Reggiani, 5 Champs de Greppi, Nicola Del Rosso, 6 Carpe Diem Call, Giuseppe Leanza, in seconda fila 7 Boni Spritz, Aldo Mignano. Autostart che raccoglie i concorrenti sulla curva di sinistra, l'ultimo ad andare a rete è Belgnaro Lussi, che prova a prenderla un po' lanciata. Autostart che accelera, parte piano Champs de Greppi. Si va con veloce Caribalilla, con al largo subito Carpe Diem Call. Bocca la prima curva con Caribalilla all'avanguardia, Carpe Diem Call che prova ad insistere e attaccare. Poi Danubio Tav che precede ancora Belgnaro Lussi, al largo Dorothy Moon. 200 metri iniziali da parte di Caribalilla, passati in 14,7. Caribalilla che corre al comando. Carpe Diem Call che si adegua in seconda posizione, in terza c'è Danubio Tav, in quarta Belgnaro Lussi, in quinta Boni Spritz, allo scoperto Dorothy Moon, poi alla retroguardia Champs de Greppi. 29,2 i primi 400 metri di corsa, svelti. Ha preso la testa e guida con decisione ora Caribalilla, che viene a portare a casa 600 metri iniziali in uno svelto 44 spaccato. Passaggio davanti alle tribune con Caribalilla in vantaggio nei confronti di Carpe Diem Call. Allo scoperto si muove Belgnaro Lussi che prova a risalire, poi Danubio Tav in corda, quindi Boni Spritz allo steccato e al largo Dorothy Moon, in coda Champs de Greppi. 58,9 la metagara da parte di Caribalilla che prosegue a gran ritmo al comando. Carpe Diem Call sempre in seconda posizione, Caribalilla al largo in corda Danubio Tav, poi Boni Spritz e Dorothy Moon, in coda Champs de Greppi. Il chilometro in 1,14,2 per il leader Caribalilla che non si lascia avvicinare, continua a gran ritmo. Quando siamo ai 400 metri conclusivi, 14,8 di là, 1,29,1 i 3/4 di miglio, in fuga Caribalilla, va di dentro Danubio Tav sulla mossa di Carpe Diem Call che allarga repentinamente, poi ancora Belgnaro Lussi e Boni Spritz all'ingresso della dirittura d'arrivo. Caribalilla sembra aver affievolito un po' lo spunto, prova a spostare ora Danubio Tav, al largo sul passo Belgnaro Lussi, Danubio Tav che attacca nei confronti di Caribalilla, è passato Danubio Tav nel finale viene a vincere nei confronti di Caribalilla. Al terzo posto Belgnaro Lussi, 1,59,6 sul mio e 1,59,5 su quello dell'ippodromo. Ci siamo, 1,14,4 il ragguaglio cronometrico, il successo di Danubio Tav. Michela Rossi per Salvatore Valentino, la proprietà della stessa Michela Rossi, vince con percorso alla corda, trova varco propizio sull'ultima curva, sposta e viene a dominare i rivali. Vittoria del numero 2 dello schieramento, Danubio Tav e Michela Rossi a segno in questa prima corsa dall'Arcoveggio.